Un saluto a tutti, bene agattato, soprattutto a chi non sono abbaidenti, ai cuccendi, siamo nel suo stesso appuntamento culturale, in questo progetto che abbiamo intitolato Ossi Saida Mia, un progetto ideato dall'Associazione Culturale alla Simbolo, che ha come scopo questo di promuovere e valorizzare tutta questa cultura e arte che abbiamo in Saida di Ossi. E noi siamo in Novi, siamo alla località di Mara, e come te ospite siamo a Peppino Donaera, un poeta estemporaneo di Ossi, e a Saccale gli domandavo subito di si presentare a Peppino. Buonasera, io penso che già mi conosco in diversi luoghi, sono nato in Ossi. Sono del 64, sono 6 anni e ho sempre vissuto in Minussi e non, insomma... Peppi, a che età hai cominciato? Da quando hai iniziato a bizzarre che ha cucciato su dono? Io sinceramente dai 7-8 anni ho cominciato a appassionare. A 7-8 anni? Sì, capite, in domo... Ma che parente vuoi? No, appassionato so più che altro di questa poesia, su Babbo de Babbo, ma Babbo pure fu un grande appassionato. E praticamente dai minori ho cominciato a intendere ottava, Dai minori? Ottava, moda, sonetto, insomma. In domo questo Babbo de Babbo una ramo su d'ogni occasione fu buona, finalmente si veniva da amico de Babbo a passare un tutte ore, il sosierro de vrito, il sero de abba, e poi fu sempre un'occasione così per fare una dazzino, e a suo stesso tempo a recitare cacchi poesia, a narrare cacchi cose. E ti attribuito a fare? Ma no, più che altro io fui i cuzzadori, i cuzzende, poi piano piano mi sono appassionato, ma dai 7-8 anni ho intenzione di continuare ad intendere, di seguire a cuzzare e a imparare ottavas a memoria, sa più bene che mi ammento, sono proprio a chi ha imparato in questo tempo, a creatura di 7-8, di anno, 2 anni, me la sammento tutto. Sa che sono imparando come da io a casa, buona parte me la sto dimenticando, ma cosa di pizzino minore proprio imparata dai donno manno mio, bellia donna era, me la sammento bene. Quindi lui si può dire che sono poeta che si è fatta su solo praticamente, non ha avuto una tramandata di uno... No, a pappi tu... Di un umano, amo a narrare, aggiuto dai uno amo a narrare di socchi mana cosizzato più che altro, non proprio bogato a cantare, uno di socchi mana cosizzato è sempre pinto a bescire, a fare cacchigara, è abitato tutti gli anneseu. È stato sempre su che amo a narrare a pappi tu a mano, che hai in tattari, e a si chienia da diverse volte o amicizia, e poi ho avuto accusto, insomma, con cui io sattera, e quindi a pappi tu più occasioni di arraionare con gli anni che con altri poeti, sono sattere con tu ora, e poi fui da contatto pure in campagna con tiu Santini Ruda, anzi se bisadissu su chi mi ha proprio incoraggito ad andare a questa prima gara di Silano, su una gara dilettante, su una gara premio. La prima gara, ma sì, ti ho fatto questa domanda, la prima gara l'avete fatta in Silano? Ma non fu manco una gara, abbiamo andare fu di un incontro tra giovani a premio, una ramo e mai andato sul primo premio. Fui con il Cano, con Salvatore ancora Cano. premio in questo tempo, sa gara? No, più che altro non fu di gara a premio come te la facciamo prima, fu di un premio di incoraggiamento e un pisello noso. Dedicato a suo giovane? Dedicato a suo giovane, non fu gara a premio come te la facciamo sul tempo di Gavino Contene, fino a canto voi non hanno istituito una vaga equa tutto, compreso, ma fu più che altro un incoraggiamento a suo novello, ecco, dai dando
si comincia già a respirare quell'aria di crisi, de giovani o de nuove leve, come ti si racconta, de uscita nuova. E quindi mi ammento che ti usantine proprio il 88, ma cacchi di primo mi l'ha nato, ma chi è venuto mai grassa, è nato ad una gara in Silano, sono giovane, non ha chi dilettante chi era in bescire, non ha chi vuoi te non andas. Ed è apponato, ma non so, 88, apponato ti usanti, apponato e non ha mai cantato, apponato di fronte a gente, apponato sì, è capitato fino a con voi, con attere, apponato in cantina, coi. Però apponato a affrontare un pubblico è una cosa diversa, non ho più esperienza. Nacchi tanto so chi andano a cantare con te, su come te tu e tutto, nacchi. Noi chi berremo l'uvira, se nacchi o Barore Sasso, quindi... È stato incoraggiato. Sì, poi hai arraionato su Zero e tutto, su Incramanzano, con Giuseppe Cupeddo, su suonatore di fisarmonica, che voi non siamo fatto pure compare, se mi dai ad un trappo può andare a Silano, so che non hai manca patenti ancora né nulla, e mi ha accompagnato Giuseppe Cupeddo. Quanto sei prima? 20 batte. C'è già. Sono su 60 batte, quindi sono 88 funi. Bigheria da 8 10 all'ompeso 24 anni. Quindi vuoi anche la prima gara l'ha fatta a ma più che altro sul primo passo. Sul primo passo. La prima gara però sanno e tutto, non hanno invitato a Sedilo. A me, a Sefatore Icanu e Piccheri Rude Euroseghi praticamente hai alleato parte hai culturato uno da Ramos. Un altro de Mores, perché se ne era attore Gossu. Non mi fu bene, perlomeno non l'hanno invitata in questa occasione del Sedilo, dai Silano so voi a Sedilo, a occasione Sedilo, e quindi come sono andato 8-3, Sedeo Icanu e Piccheriddu. Quindi voi siete in tre? Sì, no, Battoro, questo Salvatore Gossu de Mores, però a Sedilo non l'hanno invitata. E poi 8-3 seguito, siamo seguito. A un certo punto poi Picchereddu non ha cantato più. Ha seguito solo due praticamente? No, Salvatore Icanu pure, Salvatore Icanu. E Icanu ancora è cantante, siamo su buoni amici, sono fedali e quindi il suo pure ancora fino a fidale. E poi si ha cantato pure in radio, no? Sì, su un concorso radiofonico in memoria di Antonio Viredda. Però non mi ammento che l'anno è. Radio Uli, sì, mi fu di Francisco Ettori, conduttore di questa radio, ma non mi ammento precisamente che l'anno è, ma su un pochissimo anno poi di questo 88. Siamo sicuri, dai? Sì, magari 3 o 4 anni poi, che vanno poi, hanno partecipato pure altri paesani. E invece la prima gara proprio in palco, la prima gara ufficiale è proprio in Itesinale, in Sedilo, su Mattessano che sono uscito, su 88, ha poco cantato in Silano, muovendo questo primo passo, Ramos in questo salone del Montegranatico. Però voi nos hanno invitato a Sedilo a 1 maggio a Sant'Usidore, a me, a Icanu e a Picchereddu. Questo Torregossu dei Mores, ripeto, non l'hanno invitato, non dico sia per problema. E quindi su Mattessano siamo andati a Silano, si è uscita la prima gara ufficiale. Sui nari fu pago, perlomeno mi ammento che ci hanno regalato una medaglietta d'oro a forma di Sardegna, su vocabolario usato italiano usato, cacchi così che da cui si pesa di viaggio, quindi è stata per una prima esperienza in palco. E piano piano si è alleato. Quindi potremmo andare con Vio, sì, ma su chi potremmo andare di Sedilo e chi è la prima gara invitato dai uno comitato. La prima gara ufficiale. La prima gara ufficiale, ecco. Però non vai da poete se manno de no guiare, de no sapersi strada. Che dato 7-8 anni sa poi fossi una de Chinapuru. De canno sa poi. De che non, ma 88, 96, 97 ha cominciato a fare questa gara. E ha cantato. No, con Giovanni Antoni Cassa ha cantato subito che canna poi. Ma finalmente con Seu e Mura.
Però poi adesso satero narramo su chi fossi fu più conosciuti, come volesse Zizi, Masala e Pazzola, Soggiu, ma con Soggiu gara non abbiamo mai fatto. Non l'ha mai fatto. No, con Tiu Beppe volevo narrare che va cantato una paiossa in Ipuntino, in Ipuntino. In rebotta, dai. Sì, una volta fluti in Santo Serafino mi pare, invitato dai Mureggiu. In Ghilarza, sulla vicina sulla Igue. Ma gabato un ofenario. sì, proprio in un ofenario, su un ofenario perché o Santo Michele o Santo Serafino. Santo Serafino, sì, Santo Serafino. E poi in un murgia in Macumere in occasione de gacchi d'usoso o de cosa de guile naramo su de festa, mi pare che ha cantato in Ieburu e una vaiosa con Tio Beppe, però non in palco. E dai veramente soddisfazione, noi abbiamo fatto, si tratta di vaga sottava, da chi canta Sagai, noi chi le danno su te, ma abbiamo fatto come si fa, un esordietto, paga sottava per omine, tutti due. E devo narrare che però fu un omine che in lì a sapere, a licuzzare e a cantare. Una bella sottava e ti via chi da licuzzare. Soggiù. Con Pira non va mai cantare, no? No, Pira si è mosso su 78, che devo aver battuto i carri. E Piredda... La passione più però ancora. Sì, Piredda è mosso, mi pare che sono battere che vanno sapui, 80... E comunque pago sanno dopo è mosso Piredda pure, ma fui visto in meta, quindi non ho fatto a tempo su a... Perlomeno non fui ancora uscito, ecco. Quanta gara si è fatta nel Pinto, tu questa carriera? No, ancora si gioca. Non la quantificare sono vago difficile, non sono meta, però... Comunque ha girato tutta la Salina. Babbi da Sammeda, sa che hai tu partecipare, a essere presente, viene a pola conoscere, bidda sa voi, un vago fuori mano, tipo Muravera, che con i suoi colleghi ha bisogno di cantende, e Dio però non va cantato mai, e a terapia puro. Nascemo su che è proprio su gusto di vedere vita diversa su fatto di andare a cantare, però ancora abbiamo data parizza di coprire. Che questo Covid non ha giocato pure, questo periodo. Su Covid ha fatto danno, si grimus. Però vi già dai prima, tanto vediamo da voi adesso il problema questa poesia. Quello che è stato domandare canta gara Sapovato. Canta gara Savatto. Beh, sono ormai centinarias. Centinarias, capite? Bene o male, da 20, 20 fino a 30 gare sono arrivato, 32. A Sanno, no? Sì, i primi anni 2000 sono arrivato finalmente a 32 gare, solo 2,4 mi pare. Fino a non ridurre accanto. Ma sempre da 20, tra sono passate 8 anni. Non si vuole quantificare, capite, si tratta pure di... Però da 20, 22, 25, 28 gare, a 8 cacchiosa, non sono meta, ma siamo tutto a questo livello. Bida qualcuno magari che canta di più, ma non che canta di più come poesia. Ma siamo che sono più fortunati, capite, più o meno, io penso che fora Mureddu, poi più o meno, Mureddu è su più anziano questa gara. E in più è finalmente su più anziano come il numero di anni di carriera. Poi sono siamo sicuri, si tratta solamente che sono narramo più fortunati, o sono resessitos in qualche modo si fa che amico, entrare più su più che altro sas amicizie sono chi ti permettono di cantare, non bada de... Come Peppi, che so fare una pregunta che la narra lunga su questa situazione che stiamo vivendo, di questa cultura sarda, di questa poesia estemporanea sarda. Quanto poeti siete? Che cantate in palco come in questo momento? Poeti che siamo cantando in palco. Si può contare con la mano? Sì, si può contare proprio sopra i soppori che abbiamo a mano, non bada... Quindi siamo alla fine proprio di questa tradizione. Una cultura, pensate, che è millenaria da essere, questa cultura della poesia. Nascemo su questa gara in palco e nasce dal 1896 tramite di Antonio Govedo in Uttieri.
il suo mese capitani, Sì. hanno partecipato 7 poeti, Eppure uno stesso, che sì, su Salvatore primo De premio Martis. l'hai alleato Tio Antonio Cupeddo, su secondo Farina e su adesso Tio Barone Due Mattis che fu De Ossi Salvatore. e questo fa che piacere, Fa che piacere a me. i nostri Nasimo che Infatti a stiamo William, in un'intervista che l'ha ponata a fare una biografia di questo Salvatore De Martis. Capite? Il suo problema è che Accanto non- a vinto su primo concorso, la prima gara di poesia che ha inventato Antonio Cupeddo. beh, non la binchi, Il da suo mai mi- stato su adesso, Su quindi 1896. su primo è stato Tio Antoni, quindi non potremmo narrare chi ha binchi tutti i Barone Due Mattis. No, Tezze, Betravo è Tezze. entrato adesso, ecco. No, a vinto. Poi abbiamo finalmente uno dei Usini, uno stesso Cuccuru, Cuccuru, sì. che non fu però su cantatore fossi in questo periodo non fu manco Ma un è acchido, un altro- poi si fu un acchido fu creato un Redda, altro Giovanni Cupeddo. Cuccuru. Un altro Cupeddo pure. Sì, ma è un altro Cupeddo, Giuseppe Cupeddo, Deutieri, e non fu ni manco parente con Tio Antoni. Un altro... E poi badde narrare, questo l'intendia, che talmente si è offeso questo uomo, fosse magari che fu più anziano, adesso chiam Binchi, di Tio Antonio Farina, che fu secondo, e di Tio Antonio Cupeddo che fu su primo, Che barone su Eossi. sì, si è offeso Si è offeso. malamente, l'alleata talmente a coro, che da poi non ha seguito a cantare più in palco, ma non è che cantaia da malvolentieri finalmente in questa occasione, se più semplice, se in terra, ecco, senza piegare a palco. Non abbiamo scritto, non abbiamo nulla. Non abbiamo nulla di quest'uomine, sì che solamente chi fu un buon improvvisatore, De palco. de palco, ma non abbiamo su, manco sa biografia, Nulla. solamente Tio Barone Due Mattis, su numene, adesso De Matti De Ossi, che però funi, dai Santigo, dai suo primo de Sottigento, originario de Mores, poi non si chidattero, ma manco a intendere un'ottava fatta, tramandata a memoria, Naramus, Non va nulla. una cosa proprio isoblio, e fu stato bello, andava che era una chicca, Naramus, e a Lupone in E via. infatti, un messaggio a William, ti rimango poi isso. E infatti, ma io me la fo sempre nato, quando non siamo bidos, o quando abbiamo arraionato, insomma, deve fare qualche cosa che reale veramente sapeva, essendo uno A tornare a questa memoria, capito, si fu ricco di questa uno dei socchi navo, e che fu di pure Tio una nippada, Tio Paolo Casula, Tio... che andai ad altro pure. Di Ossi? Sì, questo Casula, che fu buono, ma mente una serrata di un'ottava che ne era a nonno, dega fino conte, ne proprio cantando in palco, e sia in tempo fritto del Tula, su primo Ossi e Paolo Casula. Una serrata di Tio... Vedete, voi sa poesia, Sì, pure storica, no? Però mi cussa m'ammento sa serrata e non m'ammento sul resto del sottava. Ed è lui che esisteva, non vuoi te che se ne era a Sì. E cantaia in palco, poi, Ti Antoni Pinna fui, ecco, questo fu dimenticante. Benennito su poeti Antoni Pinna, il notte di Ponzo al repentaglio. Casino t'ha battito sullo staglio, i nove non che fa che fa scelinna. Netta a dare una bella vizzina, che ti promettere a povati baglio. Che giovanetta bella che i gussa non sindacata né fine né russo. E tu, Antoni Pinna, l'hai arripuso, ma sul staglio mio è che natta, Milan 4 in solito de vonne. Deo soenni dovrete comporre e cretende che hai all'innafatta. Ma sul buco ne tiro a matta che non batti salvasci a bindevonne. E poi una visetta mi ha promesso, sente che non redene, manca isso. Quindi fu di abbastanza ja, fu pizzino rispetto a Gavino Contene, però nascemo su chi hai già una bella prontesa, un bello odale di improvvisazione, però non è mai uscito a cantare manco con tutti Antoni Pinna. Ha fatto gara sino in Bighinato, vicino a Bidda, in Bidda, però da voi non si è sviluppato più di tanto però vi fu questa mentalità che a uscire a cantare fu biconza, su cantatore e su improvvisatore, sì, ma fu calcolato un uperitore, un randaggio, purtroppo questa mentalità fu questa che in effetti non vi fu una comodità del Deo. Praticamente non gli dai merito. Non gli dai a merito, sì, a sa gente via ghiata, però a suo stesso tempo si da chi non fu una vita... Non fu considerato rivaglio. Infatti, fu più che altro un leato solamente gente divertita che andai a Goia. Sì, fu un trivaglio, ma un trivaglio non fu di positivo. Si chiarimo su tanto si viaggiava in treno, non vai a macchina, dai una ida sattera fu difficile a
insomma, a comunicare, non vai a telefono, non vai a... Nascemo chi fu una vita un vago sacrificata pure, fora e domo, noi chi, come sul seridò e andiamo finalmente a Guasì, lavorare la Villa Massargia, in nottata che siamo torni in domo e non coccamo su, si cramanzano, non siamo già preparando, poi battire su zero, si capita chi va a gara a filare varie, o tre battere a chi sono, quindi ogni dia bene o male rientriamo vamo sul bagno in domo, non samuniamo, vamo a alimenta pronta, prima una ghida. Addirittura deo io, o galintendia dai donno manno mio, che samu zere di Anton Andria, ti ha mantoi Zanna, a toppare suo marito che magari li criaia da, o insomma, vaia da recapitare in qualche modo, chi ponarre era da toppato ai Calaioga, a Sudreno, li dai a su in aria a gara, sa issa si indevigaia e su torraia da partire. Quindi noi a te o un'altra gara, magari si incraffu impegnato, quindi fu una vita. Seguiremo poi fu di poco tempo di danno, o già sul fatto che vi poteva bescire dai una gara, una mesana di trigo, una soma o sui fudi. Fu meda, infatti sì. Ti Anton Andria a riunendo sempre con un anno mio, che trattaia una meda con un nonno non era una Ramos, che più di una volta faccia su conto, una che belliata ecco, su trivaglio nostro, su un trivaglio difficile, una che vero, una che siamo sempre fuori, anzi poi ti Anton Andria finalmente a poter risparmiare su viaggio, che non faccia d'attero, non ha proprio un vero e proprio mestiere, poi te da provato tanto, e a Savine poi si è dedicato solamente a cantare. Però una raiata è uno trivagliaccio, che è sempre fuori, ad otto sitio, finalmente a gara sa chi ponare fagliano in salone, dando pure i sosierros, e fetta religiosa, sa chi ponare recurriano in sierro, e esa gara poetica non mancaia mai. Su Battista chi li faglia su conto, ecco, ha fatto tanta gara, bieci tanta somma di trigo, e adesso messaggio ponare, ecco, chi ha fatto tutto su trigo che ha fatto Deo. Sicuro vi lo dai in dinario, però corrispondia a una realtà di chi praticamente vi poteva vivere questa famiglia dai poesia, magari tanto non si poteva arricchire. Ecco, questo ricco del suo poeta non si è fatto manco. Però nascemo chi facendo una vita un vaguraminga e sacrificata le permettia di tirare adenanti e a suo stesso tempo dai questa possibilità di una famiglia numerosa. Sì, ti Anton Andria ha due figli, da Battorina cantando con ti Antoni Farina proprio una raia alla cantiamo su una battorina dentro 11 figli tutto in canna muzzere mia e rai da manna e che siamo un luogo questa dozzina che si canta una battorina, quindi grazie a Dio bindaia solo chi si lamentaia da chi gara se ne faccia vintraia di dinari di meta però sa famiglia fu sempre un vago bisognosa, un vago fossi magari non bagliato un'itesinara da amministrare diciamo più seriamente una cupida, non lo so, io non credo, però ti Anton Andria dico che si lamentaia di una situazione un vago cioè chi non battaglia mai, ecco, su chi, però si chiariamo su due figli so querían mandicare, noi chi più marito e muzzere furono i battuti. E di ammirare questo veramente. Comunque Peppino Donera uno dei poeti improvvisatori, uno dei soddeghe poeti improvvisatori in Sardegna, quindi noi siamo un mezzo orgogliosi, so che sia Deussi, capite, tene in mano sai da Deussi a ogni luogo che anda, e non va vita che non lo conosce di Sardegna, quindi per noi è un quanto meta mano. E non solo fa che suo poeta, però Peppino Donera, noi siamo abituati pure a lui pure a fare teatro. Questa compagnia giusto, questa compagnia non mi vuoi manco per sempre, no? E quindi ti chiedo per preguntare, esiste ancora? Sì, questa compagnia è sempre in attività, però se prima sì, questo fatto su Covid siamo già una paio di anni prima, sì, che no gara, che serata e bescende, però purtroppo non vesso tanto di si riunire, di tornare a... Manco prova si è fatto più? No, ma infatti si proprio su fatto che tanto a ti riunire, a fare una serata in tutto l'anno e a stare con arre sero se sero provende e ripassende
non ne ha le Non più ne ha le più sapere. sapere. Già dai una vai anno prima su Covid, siamo frimmo proprio sul fatto che scende pure questa abitudine dai suo comitato, che propone un ubriaco, un vago. E a fine so conto, su chi non può andare, sa più bosta, non suffraga da. Ma cosa si pensa? Ma cosa si pensa? Solo su service, pagare 500 euro, una macchina, un camioncino, vuol dire che io questa cosa, e poi alla fine dei conti ti fai una proposta, sai, Infatti, alla tua fine ti lei sulla devo fare un lista. appello ora sul comitato, cioè quando si combina, ma non quando si solo- fa in cultura devono sapere dare so 1000 euro, capite da Ma non è capite da stessa- voi, dimo che sono in non è così, è tutta però noi siamo dei Ossi, beh, confidiamo in questo comitato dei Ossi e questo sono è- chi organizza la serata, Quindi- devono sapere dare, capite, il peso, ho capito da voi secondo i teatri bineghere de più magari non sa tanto. non difettini che sa poetica non difettini no, che magari il avete questo teatro tempo, che carrano delle mezza persone, però da voi si canna e fini di cue, e la cultura nostra ma su fatica che se uno che ripete che mezza persone in piazza danno bicchiere so 30-40 euro appunto. e come se adesso già pesante deve chiamare una se persona. la bidighedda non si lo può permettere Non si vita può di 500 abitanti 1000 abitanti è già un vago difficile che insomma è già pesante esa gara ecco a fare una gara a chitarra una gara ai cantatori quindi nascemo che posso comitato pure non è facile ma su stesso tempo Non è però facile, deve sa- dare più importanza a questa cosa nostra ecco, tutti i gusti la identità del nostro. sì, ma purtroppo l'identità esatta mi pare Che che sono tornato a Peppino Poette, e te tempo venire ride, tu posa poesia estemporanea e questa tradizione nostra in genere. Secondo te si può recuperare si può recuperare e pure che si può fare? imparando un pizzino a comprendere questa poesia esatta, e questa tradizione, inculcando a sa gioventù Cioè di organizzare ecco, purtroppo oggi sardità non si vive più. non si vive più. Ecco, de fare comprendere a suo pisello so i testa sardità, i testa cultura salda, cioè de avere un piraglio in sasicola, de dare una guida dai minorenni, proprio, de imparare veramente a chi è Furremo Duvida, chi è Futuconi, chi è Futi Antonio Andrea Cucca. Purtroppo oggi ha un bisello dei bimbi che 6 anni, 20 anni, gli domanda chi è Futi Antonio Andrea. Magari lo legge neppure in bidda come l'hanno dedicato una piazza, io sa più Pedro Mureso, ma passando lo legge in pure, ma noi che niente, si già che non abbiamo scritto tutta poeta improvvisatore. Ma noi che ne sa biografia? Sì, né biografia, né i te fudi su chi cantaiano, te funzionaiano da una ida sattera, e questa comunicazione che vi fu di culturale in quest'epoca, capite, su improvvisatore, in qualche modo fu di come te se ne racconto su portavoce di questa cultura salta, di queste notizie importanti, di tanta cosa. Comunque si cola, si può trivare, è una bella idea. Fu buttata una cosa ona, si la hanno avuto in pratica. Beh, che fido guru, a parte si cola, secondo me, cacchimatro che li si impara sono altro biviano ora che si cola pure, no? Uno che si lede sa passione delle si sul primo mastro deve essere buttato su babà e sa mamma sa famiglia ma sì su babà e sa mamma non lo fai da babbo e mamma de oe in effetti non fai dare sull'altro ma chi so e quindi non l'hanno tramandata isso, sì, quindi è una cosa che se mozzende dai una generazione a sattera proprio quindi però lo dobbiamo dare te fa che per via la DNB è questa cosa ma noi sulla disponibilità nel suo tempo non è manco meta capito non sai che non è più stato dalle nostre vado un buio enorme vado un buio domani uno che serro quelli che non dobbiamo dare tutti te faghere organizzare convegno magari ma sul convegno sono sì è una cosa bella però sempre coinvolgendo so pisello sì infatti e tu te l'avete un po' noi pisello ecco tu lo che se narrare coinvolgere lo che se aiutare ma sì che è un convegno di poesia salta o di cultura salta manco per
in Nicola, bene o male, bene di inserita come un'ora elezione, e bene o male sono obbligados, o sono obbligados, non siamo responsabilizzados a cuzzare, ecco. Però, fuori da scuola è meno più difficile ottenere, attrintos a questa cultura. Poi te l'abbiamo abbandonata in poco tempo poi questa cosa. Cioè, dai babbo a me va già. Sì. Va a mancanza. Ecco, poi in poco tempo sono cambiato sul tempo. Sono cambiato sul tempo. La modernità. Sì, cambiato tutto. S'abbandono dell'agricoltura voi che era una remeda. S'abbandono dell'agricoltura che era una remeda. Capuite sa poesia. Sì. La poesia è nascita proprio a contatto con la pastorizia e l'ambiente agropastorale come Tesinarada, quindi i soquiles e i sapinetta de sabinza quando si fa sì, quando si nennaia e quando ecco questa fu l'occasione di cantare, ma fino a so battesimo so affido ma come se uno ecco si pone a cantare in poesia in un affido in un battesimo telefona al seguente che 8 e lo ritirano, non bada cioè è diventata addirittura una iconza, una cosa umiliante, una cosa ridicola, è questo su bello. Non... Quindi bisogna fare qualche cosa per tornare a questa cosa. Tornando a questa carriera tua, hai anche pure qualche premio? A poesia scritta non ho partecipato quasi mai, non ammento di partecipare al logo, però non abbiamo di questa garigheddas a premio che abbiamo fatto a comincio della uscita mia, del primo passo, te potete essere in Silano, che hai alleato sul primo premio, hai il bono, ha alleato sul primo premio e tutto, quindi a Pappi, a Mulargia mi pare che su Mattessi hai fatto una gara a premio, e bisogna coppas ancora in domo arribata se si può invidere e quindi in batto in occasione ma non fu in mezzo a chi fa una ramus però in questa paga si mise questa paga una buona percentuale suo stato preferito e mandato questa coppa ecco ma se non altro un bello ricordo un ammento. Ancora se giocano, che ne può fare ancora mera devo che farà, però vedere chi sono comitato, si muovono e valorizzano questa... Noi come associazione culturale lo impegniamo su questa cosa, però non bastano solo noi. Secondo me perché questa buona volontà non paga di tutto. Ecco perché mi sono dato al comitato che organizzano pure festa, di cominciare a battire cosa nostra, cosa culturale. Sul comune di telefonare che Occanno l'ha dimostrata una buona volontà. Ha dato una bella iniziativa. Avete battuto su poeti estemporanei, c'è il Stilo Nicola Marina. Su fattista da che torniamo sempre a su fatto che so giovano, ecco, che sono in comitato. Ma finalmente se tu lo richiedi, ecco, battite su poeti, è l'ultima cosa che pensano. So poeti è l'ultima cosa che pensano. Chi so comitato, sono due come si fai dato decomitato. Ma so bezzo, primo se le hanno più cura, per esempio, addirittura vi sono simpatizzanti, ecco, di una setta odale di poeti, si ponevano in comitato proprio così a tire o si proponere so poeti si solo. Come questo non esiste più. Ognuno ti fa su... sì, ognuno ha la sua simpatia con suo poeti amico, compare. È diventato un fans. Esatto, prima vi sono proprio seguaci, come invece... E ne discutiamo un pochino se chi... fu salutare del dottor Gianno, fino a stare a festa nuova, fu un argomento... Però fu bene, fu un'argomentazione culturale, sociale. Poi in Medabiddas si ponivano in battoro o in otto, ognuno creato una coppia e verso, mano a mano che cantaiano, oppure ognuno si fu in otto, uno verso, chi è su primo, chi è secondo, oppure serrata, e poi si assemblaia da tutto, e a Mugaras tramandata senza registratore mai scritta in soccatolaro proprio dai suoi appassionati ecco che grazie ai gusti sì che creano tutto sì per come può essere in Oliena che bideniana pure Cucca tu non sai che delle cose scritte dai no ma questa sono cose scritte da isso poesia scritta
Oppure, No, ecco, gara, sa gara di Tesinara sa gara de di Voltudurre, Voltudurre, ecco, i cui, però si tratta sempre di questo appassionato, che poi... Che si leiano su... Sì, in Voltudurre ti Antonandria fu meda apprezzato, fu beneido in ogni luogo, ma in particolare in Voltudurre che fu sempre convinto che ti Antonandria fu Voltudurreso, fu nato... Credo che fu dei Nia, invece no, ti Antonandria è nato in territorio di Ossi, chi è nato praticamente sotto Riones e di fronte a Savalai Macari, e io e su Babbo vai a Sumolino, ed è territorio di Ossi, quindi quando è passata la ferrovia, devi troncare Samuredda e noi passai a Sabba per alimentare Sumolino, per fare travagliare Sumolino. Ecco qui, distruendo Samuredda, Sumolino pure se devi frimmare. E dai 7 anni, so che facciamo adesso 1877, Tio Antonandria fu adesso 70. E sa professione di molinazzo è finita. Poi su Babbo, e io su Tio Antonandria, vicino ai 7 anni, so che l'hanno allogato Battoreddo. Ma tanto fu una moda, no? Purtroppo la famiglia fu un povera, sa matessi soldi la lapida Gavino Contene, dai vicino di 6-7 anni, 8 anni, fu in piaghe, teraccheddu, e me da sa fungai. Chi non fu teraccheddu con suo Sanzeno, fu teraccheddu con suo babbo. Non badi te faghere, fu di avvantaggiato magari che fu in domo, però fai su teracqua su babbo e a sa mamma e fu da andare a campagna, mentre sull'intendi a narrere, ma fu gai, non è questione t'appassiona a rionare, fu stato ora se ora a rionare con tutti i su cosa stiamo a narrare intesa sa dai sommannos e bada su verità che ha avuto una realtà di dedotto. Non è che prima una che ma questo fu un povero, ma chi non fu povero noi stai a Gaiene tutto. Infatti. A Peppino gli voglio domandare, te ne pensi di questo fascismo che hai serrato questa gara dopo? Cussa ha arruinato? No, non si fatto il contrario. Non si tratta di arruinare la poesia, non l'ha arruinata su fascio o su ghia, la poesia in qualche modo ha frenato, ha impedito pure, ma grazie a Dio poi, come succede in una guerra, chi è vede della ciappa questa ida distrutta, questa nazione distrutta. La pazienza voi è ancora più su, poi questa guerra ha bescito una dromata di poetese, che poi Medas hanno continuato a cantare, tipo Tio Anneseu e bescito su Tio Pedro Muresu. Ma Tio Pedro Muresu per esempio ha fatto la prima gara sostituendo un poeta chi noi benni a Bidra, o perlomeno che fu andato, mi pare che fu Barone Sasso che si fu cotto e poi si fu andato. E quindi per sostituire beppicato Tio Pedro Mureso, lo stesso solo con Nochiana, e fu di sa prima gara fatta dai Tio Pietrino Viredda, rientrato dai Guerra, che ha fatto la festa per Santa Vittoria sicuramente per promessa. E questa è stata sa prima gara in su dopoguerra in Bidra. E ha dato la possibilità a Tio Pedro Muresu di uscire, magari se non fu mancato un Barone Sasso, questa occasione con Tio Pedro non si fu mai presentata e magari non fu bescito. Però binda bescito in Osilo, binda bescito in... Tio Francisco Badeo, non? Sì, ma in a me da domo Tio Francisco Badeo, sì. Ma cantare in palco? Tio Badeo ha dato sempre a narrare sa passione, come te si narra, di uscire a cantare, come te la potremmo definire? Amantiosa. S'ambizione di uscire a cantare sul palco. Però purtroppo, ahia sì, una fenichetta di cretta, ma ha un traggio terribile, non fu bello come te traggio, fu importante tanto su traggio. Su traggio, Tio Peppe Soggio una raia da su traggio e già messa poesia. Questo Tio Vadeo non la iada. Un traggio cantinelante che si vai a femmina raida in piazza la fa da però poesia non iada, no? Sì, ha una bella fenichetta. Satirico, ma non che fu una poesia naturale, una vena poetica naturale, proprio
non fatta di cultura, ecco, un'ispontaneità, un'improvvisazione vera e propria, però non è mai resistito a si correggere questo traggio, fu una nenia, però purtroppo so che non è chi te la potesse inventare da io a casa, e magari se fosse stato possibile. Quindi Tio Vaddeu sì, fu poeta, ma gli mancaia da proprio su traggio. Torrende poi a su fatto del suo fascio, come si nende. De narrare che su fascio a primo non aveva impedito sa garasa, però ha fatto in modo che certi argomenti tipo politica e religione de accordo su fascio con suo preidere non ne deviano manco non ne deviano ventomare, che poi poteva essere una istigazione, poteva essere un'istigazione verso il popolo contro sa religione, contro suo preidere o contro sa politica, che dando fu una politica rigida, dittatoriale, totalitaria su fascio, poi e fu questo su problema, su tema che si deviano cantare, deviano essere primo deciso dai supreideri, hanno un potere dando che non bene. Come andai a Nisso, si sabida su barraco fu di su più di su maresciallo e di su sindaco su potere, sì. Nasemo che però in una bagliata parraco sono un vago elastico, sono un vago bravo, si podia pure. Però noi abbiamo un parraco su un vago, come te sinara da severo, su un vago inquadrato, si poteva pure serrare noi, bonzene si accolto, bonare su podestago, su preidero, ma non fugai sempre, ecco. A me Peppe manco i superiori che non potevano cantare, non cantavano nessuno, secondo me fu una braia. Sì, fu sempre uno vulcano sempre acceso, i settembre proprio a... Magari cantare in Sabone, i settembre a copiare, si cantava di tutto, i sottososso, canta Pinteso che ne ha fatto, dedusoso, e addirittura a citare in tusoso puro, un certo Pedrusetta che voterà qui in vita, a citare a Mussolini cantende, e il suo padrone, la di Cutacciaffu, che ha tagliato offeso a Mussolini. E quindi sa gente in questo periodo fu inquadrata. Poi però sono biltata proprio fiettata si sudotto sugli ultimi 2 anni, prima questa guerra. Non si poteva proprio cantare, ecco, quindi nascemo che sa gara sono biltata frimmata, si bloccata, ma al suo stesso tempo la gente cantava di tutto. Bene, siamo arrivati a concluso di questa bella rionata con Pipinetto Donaera. Ne chiedo preguntare, può serrare il te augura da il benitore della cultura? Su tempo benitore, la cultura sarda in genere. Speremo solo che le amministrazioni regionali e comunali di accuso diano magari un aiuto non solo finanziario ma finalmente culturale, cioè di imparare il pisello puro, perché la Juve era in cola, ora di lezione, caso giovane deve imparare non solo insomma sa cosa de fora, ma sa cosa nostra pure. Ecco, su chi conta dette, sa cultura salta pure, è tutta cultura. È un'identità, secondo me se non va di identità non si può partire con questa bandiera europea che prima baidare la bandiera italiana e prima si italiana deve baidare questa bandiera e soprattutto moro pure. L'identità è come un fondamento, dopo dai due. Quindi dobbiamo partire da questa bandiera nostra, poi piano piano tesoretto. Bene, io ringrazio Pipinetto Donaera per la disponibilità che non ci ha dato. E Antonello Corredo che non fa che sempre la ripresa con meta passione e pazienza, e noi ci auguriamo di non vedere a un altro appuntamento con un altro personaggio di Ossi accanto presto. Addio a tutti. Buonasera e saluto.